Tra le categorie più colpite da questa emergenza sicuramente il commercio, tra i primi costretti alle serrate per via della decisione presa dal governo all'inizio dell'emergenza. I commercianti in qualche modo cercano di sopravvivere, è il caso di dirlo. I ristoranti con il servizio take away e le altre attività commerciali. C'è una piattaforma che è nata dall'idea di un creativo vicentino che cerca di dare una mano e propone una serie di servizi decisamente originali. Una buona dose di ottimismo, la voglia di guardare avanti e la certezza che quando tutto ripartirà ci sarà parecchia voglia di normalità. Nasce da queste convinzioni Torniamo Presto, una piattaforma per attività commerciali nata dalla felice intuizione del creativo vicentino Paolo Dallago. Le due alternative che ho visto sono quelle: o mi butto via nella depressione, oppure cerco di fare qualcosa che possa dare una mano alle attività locali. Ai ristoranti, ho pensato prima di tutto ai ristoranti e poi ho detto perché non estendere questa cosa a tutte le attività locali, non solo di Vicenza, da cui io provengo, ma anche di tutta Italia. L'idea è tanto semplice quanto geniale, in poche ore ha già raccolto l'adesione di oltre 120 attività commerciali di ogni genere e tipo. Al cliente, per ora virtuale ma a fine emergenza reale, vengono proposte una serie di opportunità, come ad esempio pianificare la ristrutturazione di qualche locale di casa a fine quarantena o, perché no, organizzare per tempo una bella cena per festeggiare la fine dell'isolamento. L'iscrizione al portale per i commercianti è gratuita, poi avranno a disposizione gift card da offrire ai clienti. Diciamo che noi abbiamo creato un aggregatore online per darvi visibilità. Quindi voi inserendo la vostra attività, che ovviamente è gratuito e ripeto non c'è alcun scopo di lucro dietro questa iniziativa, potete vendere le vostre gift card. Cosa sono le gift card? Sono dei buoni acquisto. Progetto che ha fatto subito centro, le adesioni aumentano, le attività sul web ricavano quel giusto incoraggiamento di cui hanno bisogno e anche il Comune di Vicenza sostiene l'innovativa piattaforma. Un'iniziativa che nasce da una brillante intuizione di un nostro concittadino e che non va solo nella direzione della solidarietà, campo su cui la nostra città si sta dimostrando ancora una volta una realtà unica, ma che determina quell'iniezione di liquidità di cui tutto il nostro tessuto produttivo e commerciale ha assoluto bisogno in questi giorni difficili.